Il governo siciliano ha trasmesso a Roma lo scorso mercoledì 24 aprile tutta la documentazione necessaria per ottenere la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per la siccità in Sicilia. Nel dossier le soluzioni proposte dalla cabina di regia guidata dal Presidente della Regione, coordinata dal Capo della Protezione Civile regionale per porre freno in tempi rapidi alla crisi dovuta alla mancanza di piogge. Il gruppo di lavoro impegnato anche in questi giorni in continue riunioni ha individuato gli interventi necessari differenziati a seconda dei tempi di realizzazione, tra quelli di rapida attuazione, l'acquisto di nuove autobotti per i comuni siciliani in crisi, la rigenerazione dei pozzi e delle sorgenti, il ripristino di quelli abbandonati, il potenziamento degli impianti di pompaggio delle condotte esistenti, la realizzazione di nuovi condotti di bypass. Per i prossimi mesi invece si sta valutando la ristrutturazione e il riavvio del dissalatore di Porto Empedocle in provincia di Agrigento, uno dei due tra quelli di Trapani e Gela in provincia di Renna, in provincia di Caltanissetta, operazione che richiederà tempi e procedure di gare più lunghe. Nello stesso tempo il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha istituito 9 tavoli tecnici presso il Genio Civile dei vari capoluoghi, con rappresentanti del Dipartimento delle Acque, dei consorzi di bonifica, dell'autorità di bacino. Ne sono scaturite numerose proposte di interventi urgenti passati al vaglio della cabina di regia. Inoltre diverse riunioni sono state svolte con Sicilacque, AICA, Agrigento, Caltacque e Acqua Enna. Si aspetta ora che il Consiglio dei Ministri a Roma proceda con la dichiarazione dello stato di emergenza per la siccità, provvedimento atteso per la settimana prossima, insieme allo stanziamento delle prime somme per gli interventi più urgenti.